Attività sportive, culturali e impianti aperti. Tra gli eventi della settimana della bonifica qua ci troviamo l'impianto Pilastresi del Consorzio della Bonifica di Burana, uno dei principali impianti che attinge acqua dal Po. Bonifica è anche attività ludica, come nel caso di questo evento, insomma, che voi avete fatto qua all'impianto Pilastresi, presidente Vincenzi, insomma, tra l'altro in un periodo non troppo felice diciamo, a causa delle condizioni meteo che comunque hanno messo così a dura prova anche gli impianti del Consorzio, anche se comunque è riuscito a fronteggiare una situazione strana dove si è a cavallo dell'irrigazione, ma serve in questo caso anche con condizioni meteo non troppo favorevoli a far defluire le acque. Sì, scolo e irrigazione rimangono le due principali attività dei consorzi di bonifica. È chiaro che in un momento come questo, dove vengono queste bombe d'acqua oltre 100 mm in pochi minuti, creano naturalmente delle criticità in tutti i territori, e in attesa che l'acqua defluisca e arrivi ai nostri impianti, naturalmente per poi poterla scolare, tutto questo crea dei danni e crea notevoli difficoltà in tutto il territorio di Campania. Queste sono le due attività principali, come ho detto, lo scolo e la distribuzione dell'acqua. All'interno di questo è chiaro che la tutela ambientale, la fruibilità del territorio, la bellezza del territorio, l'utilizzo del territorio per attività ludiche credo che sia un altro degli aspetti importanti che grazie all'attività dei consorzi di bonifica possiamo mettere in atto. Ecco, alle nostre spalle ci sono pescatori che ovviamente si stanno divertendo perché poi non è sempre aperto, insomma, questo canale per ragioni ovvie di sicurezza e quindi di operatività, però insomma questo significa che anche la qualità dell'acqua è importante. Noi abbiamo visto saltellare pesci dall'acqua. Sì, la qualità dell'acqua è importante, la salvaguardia della fauna ittica altrettanto, come la salvaguardia della flora dei nostri canali. Un modello importante di gestione della biodiversità del nostro paese che grazie all'acqua irrigua che scorre all'interno dei nostri canali e una gestione accurata dei nostri impianti riusciamo ancora oggi a mantenere. È chiaro che tutto questo deve essere sempre tenuto ben monitorato perché crediamo che veramente, nonostante sia il vero modello di sviluppo del nostro paese, quello del valorizzare a 360 gradi il territorio, l'ambiente e la fruibilità del territorio, è chiaro che tutto questo deve essere gestito perché in queste condizioni di cambiamenti climatici dobbiamo essere pronti e resilienti a quelli che sono gli eventi calamitosi. Lo sport all'aria aperta credo che sia uno dei momenti più importanti della vita ormai sociale delle nostre popolazioni, dei nostri cittadini, e per questo che noi come Consorzio di Bonifica del terzo millennio vogliamo anche affrontare con grande lungimiranza tutto questo tema. E a proposito di lungimiranza, questo è un impianto che è stato messo in sicurezza dopo il terremoto, già pienamente operativo, ma soprattutto uno dei principali impianti che serve un areale molto vasto. Da questo punto di vista voi avete anche un progetto di ampliamento. Sì, questo impianto è stato duramente colpito dal sisma del 2012, abbiamo speso ingenti somme di denaro per metterlo in sicurezza perché comunque garantisce ancora oggi tutta la sicurezza idraulica della bassa modenese, del basso mantovano e anche in parte di una buona parte del territorio ferrarese, evitando che l'acqua passi sul territorio ferrarese e lo scoliamo all'interno del Po. Proprio per la strategicità di questo impianto, Regione Emilia-Romagna, viste anche le condizioni purtroppo di vulnerabilità di questo impianto e l'incapacità di questo impianto da solo di garantire a causa dei cambiamenti climatici ma anche a causa della forte urbanizzazione degli ultimi anni, non riesce più a garantire la sicurezza di tutto questo vasto territorio. La Regione Emilia-Romagna ha voluto finanziare un nuovo impianto che sarà iniziato nel 2020, la progettazione è già finita e già ultimata, inizieremo con le gare d'appalto per gli affidamenti alla fine dell'anno per poi iniziare i lavori. È chiaro che un impianto importante, un impianto di oltre 30 milioni di euro che viene finanziato per il primo strato funzionale appunto con 17 milioni, poi dopo successivamente verrà terminato man mano che questo è la dimostrazione di quanto sia la capacità dei consorzi di bonifica di progettare anche il futuro e la sicurezza futura dei territori dove lavorano. Settimana della bonifica significa anche raccontare che cosa sono questi motori che sono come questo alle mie spalle, che servivano e servono ancora all'ente di bonifica nei casi di emergenza. Questo è un grande motore diesel di una nave che per farlo funzionare occorrono almeno
un'ora, 45 minuti di preparazione per farlo partire. Vedete, qua ci sono 3 generazioni di motoristi. Il signor Bergamini è quello che ha insegnato a questi altri signori che poi mi diranno il nome. Allora, Bergamini, lei è stato un diciamo macchinisti, uno dei primi macchinisti che ha sempre operato su questo motore e quindi è anche una passione grande, insomma, per questo tipo di attività. Sicuramente. Da quanti anni ha fatto il macchinista qua? A 30 anni sono rimasto qui dentro. Quante volte l'ha messo in moto? Tante volte. Quando correva la mettevamo sempre in moto. Sì, perché qua se manca la corrente con il motore diesel si riesce a superare una situazione di emergenza. Sicuramente. E per farlo funzionare ci vogliono, dicevo prima, 45 minuti prima di metterli in moto? Ma sì, perché bisogna buttare sull'olio, che c'è la pompa lì dietro lì. Sull'olio e poi dopo bisogna tirare, metterlo a punto. Metterlo a punto là dove c'è il volano, si mette a punto, 1,8 superiore e poi dopo si fa tutta la manovra. Si fa la manovra e si mette uno lì a metà motore per aprire la valvola di sopra. Uno qui è vicino alle bombole. Insomma, è un'operazione che va fatta in equipe, insomma. Sì, sicuramente, altrimenti non ci si riesce. Lei ha trasmesso la sua conoscenza a Gianni Barbieri. Ecco, Barbieri, lei quindi adesso è il supervisore, no? il responsabile dell'impianto. E quindi ha preso queste nozioni. Sì, si tramandano da generazione in generazione, le nozioni vengono trasmesse dai vecchi ai giovani che entrano, perché non c'è modo se no di tramandare questa cosa, queste conoscenze si tramandano solo così. Per mantenere l'efficienza quante volte vengono messi in moto, anche quando non ci sono situazioni critiche per cui occorre comunque metterli in moto per necessità? Minimo 2 volte l'anno, primavera e autunno, vengono messi in moto, fatti funzionare, rifatto tutto, ripassato e tutte le manovre, un ripasso che serve per tutti per non perdere il sistema, per non perdere la cognizione del sistema di come funziona. Insomma, occorre un allenamento, un training. Sì, è sempre un ripasso delle manovre, si fanno ripassi, si mantiene, si porta avanti la conoscenza. E queste procedure vengono trasmesse ai più giovani. Certo. Tu sei? Mauro Cavicchioli. Quindi insomma in ordine di tempo sei tu che hai ricevuto il testimone da questo punto di vista. Speriamo di essere all'altezza di portare avanti questa cosa, perché è un'operazione abbastanza complicata che comunque con l'aiuto di quelli che ci precedono ci aiutano sempre a imparare sempre meglio l'avviamento, e quindi speriamo di essere all'altezza, ecco. Quindi insomma la tecnologia va bene, però anche questi motori che risalgono quanto? Siamo nel 1930, siamo motori del 1930. Quindi dal 1930 sono motori in funzione ancora e che danno il loro servizio. E a conclusione della settimana della bonifica sono intervenuti dei fattori esterni che hanno anche messo a dura prova il vostro ente, insomma bombe d'acqua, come si suol dire adesso, hanno caratterizzato un po' la zona di Bonporto che ha messo sott'acqua diverse colture, quindi voi siete stati impegnati proprio in un momento di festa, proprio avete arginato insomma questa situazione. Sì, nell'arco di qualche settimana, un mesetto fa circa, parlavamo di siccità. Ci aspettavamo oggi una giornata piena di sole, mentre stanotte, praticamente da mezzanotte alle prime ore di questa mattina, nella zona di Sorbara, Bonporto, Bastiglia sono piovuti oltre 80 mm d'acqua in pochissime ore e si sono allagate campagne e anche delle abitazioni. L'acqua abbiamo garantito il pieno deflusso in quanto i canali erano già tutti vuoti da questo evento, successione di eventi meteorici che hanno caratterizzato le ultime settimane, quindi i canali erano svasati. Si può dire che quest'anno di fatto l'attività di irrigazione è stata superata dall'attività di svaso e di deflusso delle acque meteoriche. Sì, cioè eravamo preoccupatissimi da un inverno fortemente siccitoso, abbiamo fatto anche degli incontri per razionalizzare al massimo le risorse idriche che c'erano disponibili sia nei bacini alpini che sul versante appenninico.
Poi la stagione ha avuto proprio uno stravolgimento e adesso qui non si parla più di irrigazione, anche se ci sono tutte le colture in atto con gravissimi danni per frutteti, orticoltura e via discorrendo, e siamo molto impegnati per la sicurezza idraulica, cercando di far funzionare al meglio tutti i canali, tamponare le frane che si sono succedute in questi periodi che hanno creato degli scoscendimenti nei corpi arginali dei nostri canali, perché ormai sono tutti imbibiti d'acqua e come piove i canali chiaramente sono messi a durissima prova.